Ok, buonasera a tutti. Vi chiedo di alzarvi in piedi in questo momento che iniziamo il nostro culto, che possiamo davvero in questo momento poter adorare il Signore in verità, adorare il Signore con tutto il nostro cuore, che in questo momento possiamo davvero renderci conto di quanto sia prezioso questo momento insieme in cui possiamo adorare il Signore, lodarlo insieme ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, che questo momento di adorazione e di lode possa essere un risultato della settimana che abbiamo vissuto e che possiamo arrenderci alla presenza di Dio, che possiamo consegnare a Lui tutto quello che vogliamo consegnare, tutto quello che abbiamo bisogno di consegnare, che possiamo dirgli tutto quello che vogliamo dirgli. E quindi preghiamo insieme. Signore Padre, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di essere qua questa sera. Signore, ti ringrazio per la tua presenza, ti ringrazio per tutto quello che fai nelle nostre vite giornalmente, Signore. Ti ringrazio perché ti prendi cura di noi quotidianamente. Ogni giorno sei sempre accanto a noi a provvedere a quello di cui abbiamo bisogno, Signore. Ti ringrazio perché in te nulla verrà a mancare, Signore, nulla ci mancherà. Ti ringrazio perché in te noi possiamo trovare la pace, in te possiamo trovare la serenità, in te possiamo trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno dal profondo del nostro cuore, Signore. Ti ringrazio per la tua esistenza, ti ringrazio per la persona che sei, ti ringrazio per la persona che Gesù Cristo è e per tutto quello che ha fatto su questa terra per amore verso di noi, Signore. Che in questo momento possiamo cercarti con tutto il nostro cuore, che possiamo seguirti, che possiamo davvero accettare quello che tu vuoi fare nelle nostre vite, accettare i posti in cui tu vuoi mandarci, Signore, accettare le sfide che ci proponi davanti a noi, Padre, e che possiamo seguirti davvero, Signore. Ti ringrazio ancora per tutto, Signore, nel nome santo di Gesù. Amen. Io ti cerco, vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, sto cercando te, la corona conquista. Sto lottando, niente può fermarmi perché sto seguendo te, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te.
questo è il tempo per adorare. Vieni a lui il tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Vieni. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, Questo è il tempo per adorare. Vieni a lui il tuo cuore consegna. Vieni così come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Vieni. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, vieni. Amen. Signore, ti ringrazio perché davanti a te noi possiamo presentarci così come siamo, Padre. Non abbiamo bisogno di avere risolto ogni parte della nostra vita, Signore. Non serve che siamo perfetti per stare alla tua presenza, Padre. Noi possiamo arrivare a te con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre difficoltà, Signore. E che così come siamo adesso, Padre, tu possa ascoltare la nostra lode, che tu possa ascoltare la nostra adorazione, che possa ascoltare tutto ciò che abbiamo da chiederti, Padre. So che sei qua, so che sei pronto ad aiutare ognuno che ti sta cercando questa sera, Padre. So che sei pronto a intervenire, sei pronto e sei desideroso di poterci aiutare, Signore. Che possiamo aprire il nostro cuore a te, che possiamo aprirci, che possiamo mostrare a te le nostre difficoltà, Padre. A volte ci sentiamo come se avessimo un blocco verso di te, perché ci sentiamo magari in colpa, ci sentiamo in difficoltà a parlarti, a parlare a te, a presentarci a te, Padre, perché pensiamo di dover essere perfetti o che se una minima cosa in noi non va non possiamo parlarti. Ma la verità, Padre, è che tu sei sempre insieme a noi, tu ci ami profondamente, Padre, tanto da dare Gesù in sacrificio per le nostre vite, per salvarci, per darci la possibilità di essere salvati eternamente, Padre. E nulla potrà mai superare questa dimostrazione d'amore, Signore. Quindi che possiamo aggrapparci alla tua presenza, alla verità delle tue parole, alla verità della parola di Dio, Signore. Che possiamo afferrarti, che possiamo lodarti, che
possiamo, se serve, piangere davanti a te, che possiamo gridare davanti a te, che possiamo sentire la libertà di sfogarci con te, Signore. Come Davide ha fatto in tutti i suoi salmi, Padre. Che possiamo essere veritieri davanti a te, che possiamo davvero dimostrare di essere figli tuoi, Padre, che possiamo adorarti, Signore, in questo momento, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Vedo il Re di gloria che viene sulle nuvole, gli angeli lo lodano. Vedo il suo amore e grazia lavare ogni peccato in noi, lodiamo Lui, cantiamo a Lui. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Questa generazione che ha scelto di servire Dio e ha fede in Lui, e ha fede in Lui. Sappiamo che il risveglio verrà se noi preghiamo Dio e lo invochiamo con tutto il cuore. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Che possiamo arrenderci a Lui, che può cambiare i nostri dolori, che può cambiare ogni parte di noi, che possiamo aprire i nostri occhi, che possiamo vedere il Re, possiamo vedere Lui in tutta la sua, in tutto il suo splendore, in tutta la sua gloria, e che possiamo confidare sul fatto che può cambiare ogni singolo difetto in noi. Tu che sai cambiare il cuore, cambiami Signor, cambia il mio dolore, fa che la tua volontà sia fatta in me, fa che ami come te, apri gli occhi miei che io veda il Re, tutto ciò che ho è tuo per sempre. Cantiamo. Osanna, Osanna, Osanna su nei cieli. Osanna,
adorare il nostro Signore. Sono nato per adorare, sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore. Sono nato per adorare, sono nato per adorare E per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorarti, Signore, per adorare. siamo nati per adorare il suo nome, siamo nati per lodarlo in ogni momento. È in questo momento che noi ci sentiamo completi e troviamo il significato della nostra vita. Sono nato per adorare, sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore. Sono nato per adorare, sono nato per adorare, per proclamare la gloria del Signore, per essere un vero adoratore, per adorarti, Signore, 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 per ringrazio per questo momento di adorazione, per questo momento in cui
ci siamo sentiti completi, Signore, alla Tua presenza, completi nell'adorazione, Padre. Siamo davvero nati per adorarti, siamo davvero nati per portare il Tuo nome su questa terra, Signore. Ti ringrazio perché hai affidato a noi un compito così dignitoso, a noi persone che siamo così indegne. Ti ringrazio, Signore, per darci la possibilità di essere qua su questa terra e di avere questo scopo, Signore. Ti ringrazio perché abbiamo la libertà di adorarti, perché abbiamo la libertà di ascoltare la Tua parola, Padre, e che possiamo approfittare dell'opportunità di questa sera per sentire ciò che Tu hai da dirci, Signore, che Tu possa usare potentemente la vita del predicatore, Padre, che Tu possa parlare attraverso la sua vita, che possa essere Tu a parlare e che possiamo noi essere pronti ad ascoltare, Padre, che noi possiamo essere pronti ad agire. E ti ringrazio, Padre, per tutto quello che sei, per il Tuo amore verso di noi, Signore. Nel nome santo di Gesù. Potete sedervi. Amen. Buonasera a tutti. Ecco, com'è passata la settimana? Bene. Ecco, ragazzi, io sono stracontento, sai, di essere qua. Forse questa cosa la dico sempre, ma è veramente una gioia perché sappiamo che durante tutta la settimana il Signore ci ha sostenuto, ci ha dato la possibilità di arrivare al fine settimana con gioia, con allegria, con salute, e quindi siamo qua un'altra volta. E non diversamente di quello che abbiamo iniziato, no? Qualche mese fa, apriamo le nostre Bibbie nella lettera ai Colossesi, capitolo 2, e oggi leggeremo dal versetto 6 fino al versetto 15. Al versetto 15. Diversamente di come faccio sempre, oggi non leggerò dal 6 fino al 15, farò sempre una breve pausa qua e insieme cercheremo di approfondire l'argomento. Sento ancora il rumore delle pagine. Aspetta un attimo. Leggiamo. Dice così: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, saldi nella fede come vi è stata insegnata e abbondando nel ringraziamento. Fin qui, preghiamo. Signore, nel nome di Gesù, che la Tua parola possa veramente edificare la nostra vita, che tutto quello che stasera impareremo da Te e tutto quello che il Signore vuole parlare con noi possa essere veramente di grandissima utilità nella nostra vita e che possa veramente cambiare la nostra vita. Diversamente da come siamo entrati, vogliamo uscire di maniera diversa. Nel nome santo di Gesù, amen. Perfetto. Quindi tutti questi giorni, no, tutti i sabati, stiamo appunto vedendo quello che era successo in quel contesto della Chiesa di Colossi. Quindi io sono sicuro che voi vi ricordate bene, no? Di tutto il contesto che era la Chiesa, di chi ha fondato la Chiesa, chi ha scritto la lettera, quindi non serve proprio ripetere queste cose. Siccome noi abbiamo visto settimana scorsa, quindi Junior ha predicato dicendo appunto non solo del gnosticismo, ma soprattutto anche del legalismo che c'era dentro la Chiesa, ma dei problemi che affrontavano appunto con altre cose che c'erano appunto dentro la Chiesa, l'Apostolo Paolo quindi viene qui con una conclusione, diciamo così, di tutto l'argomento che aveva già trattato alla fine del capitolo 1 e all'inizio del capitolo 2.
E nel versetto 6 qua praticamente lui inizia proprio a dare la conclusione di come un cristiano deve vivere appunto dopo di tutto quello che ha ricevuto attraverso la predicazione del Vangelo, attraverso la predica che Epafra ha portato a tutti i fratelli. L'Apostolo Paolo quindi va in aiuto a questo fratello, come se fosse il suo figlio nella fede, e porta quindi questa, idea che tutti i colossi, cioè i fratelli della Chiesa, dovevano appunto essere edificati. Noi vediamo qua appunto nel versetto 6 che dice così: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Allora, io penso che la cosa più difficile nella vita non è proprio ricevere qualcosa o appunto avere fede in qualcosa, ma è appunto avere costanza. È facile avere fede, no? Per qualcosa nella nostra vita, ma continuare appunto a credere in quel cosa là è molto più difficile. Immaginate quindi se noi facciamo questo paragono con un agricoltore che prega durante tutto il periodo che piova, aspetta la pioggia e in quel momento là lui ha fede appunto che viene la pioggia e soprattutto che ha fede nel Signore Gesù che porterà la pioggia nel suo campo. Ma dopo una settimana, dopo 2, 3, un mese, 2, 3 e non piove ancora. La sua fede sarà la stessa da quando ha iniziato a pregare? Non lo so. Però è questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo qua. Se voi avete ricevuto Cristo Signore, così camminate in Lui. Tanti di noi tante volte non abbiamo costanza. Tanti di noi tante volte iniziamo bene la corsa, la gara, quello scatto da 100 metri. Ma la vita non è così. La vita è come se fosse una maratona. Non è uno scatto da 100 metri in cui iniziamo bene ma finiamo male. Nella vita con Cristo, nel Vangelo di Cristo, è più importante come finiamo che come iniziamo. Non so di voi, ma magari tanti di voi avete già iniziato a fare una dieta. E durante quel periodo, magari vi svegliate, non so, di notte, aprite appunto il frigo e guardate dentro il frigo e vedete proprio quella torta al cioccolato. Cosa fate? Mangiate la torta o vi ricordate sempre della dieta che state seguendo? È la costanza. L'Apostolo Paolo sta dicendo: non potete ricevere Gesù Cristo e non continuare a camminare con Lui. Dovete camminare costantemente con Lui. Nella vita di un cristiano noi dobbiamo avere costanza, noi dobbiamo avere e sapere soprattutto che ci saranno dei momenti brutti, ci saranno dei momenti in cui non saremo in grado di fare qualcosa, ma il Signore Gesù Cristo è con noi e dobbiamo continuare con Lui, dobbiamo camminare con Lui. Magari tanti di noi abbiamo già ricevuto una brutta notizia, abbiamo già affrontato dei grossissimi problemi nella nostra vita, ma dobbiamo continuare a camminare con Lui. E logicamente che il contesto qua che l'Apostolo Paolo stava trattando è appunto di ricevere la dottrina di Cristo, di affrontare tutti i problemi e di non sviare di questa dottrina. Ma se portiamo la nostra realtà, se contestualizziamo questa cosa, sappiamo che dobbiamo camminare con Lui. È la costanza. Ripeto, non è uno scatto da 100 metri nella nostra vita, ma è una maratona, dove dobbiamo avere appunto questa pazienza, longanimità, dobbiamo essere proprio pronti a ricevere delle brutte notizie, ma sapendo che Cristo è con noi. L'Apostolo Paolo quindi continua, dice: radicati ed edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stato insegnato, e abbondando nel ringraziamento. Qua ci sono 4 cose molto importanti, però io volevo sottolineare saldi nella fede. Tanti di noi magari non sappiamo cos'è la fede. Io vi avevo detto prima, magari abbiamo già sentito parlare in chiesa che cos'è la fede. Ebrei capitolo 11 versetto 1, che la fede non è quello che noi vediamo, ma è la certezza di quello che noi speriamo. Però la fede che l'Apostolo Paolo stava dicendo qua era la fede nella persona giusta, nella cosa giusta. Quando lui dice radicati ed edificati, lui usa esattamente l'esempio di cosa? Dell'agricoltore e dell'edilizia. Radicati vuol dire cosa? Radice. Edificati vuol dire cosa? Costruzioni, le fondamenta.
Quindi l'Apostolo Paolo stava dicendo appunto che tutto quello che avevano ricevuto, le prediche, le fondamenta attraverso la predicazione del Vangelo, quindi tutto quello che hanno ricevuto era appunto la base del cristianesimo e che loro dovevano essere proprio radicati in quello, saldi nella fede. Ma come vi dicevo prima, che cos'è la fede? E volevo proprio approfittare dell'occasione e parlare un po' di cos'è la fede. Perché la fede è la cosa più importante che un cristiano può avere. Perché Ebrei capitolo 11 versetto 6 dice che senza fede è impossibile piacere il Signore. Quindi se noi dobbiamo avere fede nella cosa giusta. Perché se noi abbiamo fede nella cosa sbagliata, anche i nostri risultati, le cose che vengono dopo saranno sbagliati. Quindi immaginate una persona che ha fede nella cosa sbagliata, sempre seguirà la cosa sbagliata. Quindi noi dobbiamo avere fede nella cosa giusta. E perché dobbiamo proprio pensare e soprattutto credere in questa cosa? Perché noi non possiamo mai creare una dottrina attraverso le testimonianze degli altri. Questa è una cosa molto importante. Magari un'esperienza di vita, di fede che una persona ha avuto e che magari vieni qua davanti e racconta questa cosa, non sarà mai una dottrina. E questo è molto importante capire. Perché? Perché tante volte noi vediamo magari delle testimonianze di miracoli, magari delle testimonianze che Gesù, che Dio ha fatto un miracolo nella vita di qualcuno e noi pensiamo così, adesso è anche per me questa cosa. Ma non è così che funziona. La fede noi dobbiamo averla attraverso cosa? La Bibbia. Le testimonianze servono appunto per gioire il nostro cuore, fortificare la nostra fede, ma non per edificare la nostra fede. E soprattutto la nostra edificazione deve essere attraverso la parola, perché è attraverso la parola che Gesù parla con noi, che Dio parla con noi. È la rivelazione attraverso la sua parola, che Dio si rivela davanti a noi. E perché sto dicendo questa cosa? Facciamo un esempio. Vi ricordate non del passo in cui Pietro ha camminato sulle acque, giusto? Secondo voi Pietro ha camminato sulle acque o sulla parola di Gesù? Dai, una alla volta. Sulla parola. Perché quando Pietro ha visto Gesù Cristo, Gesù ha detto, vuoi venire? Sì Signore, voglio. E lui ha detto, quindi vieni. E lui ha iniziato a camminare. In quel momento lui non ha creduto in quello che magari era in testa sua, ma ha creduto nella parola del Signore. Vieni. E nel momento in cui ha messo i piedi in acqua, non ha messo i piedi sopra l'acqua, ma ha messo i piedi sopra la parola di Dio. Ed è per questo che è molto importante avere la certezza che noi stiamo credendo nella cosa giusta, la parola di Dio. Quindi, per quello che dico sempre, che se io credo nella Bibbia, credo anche nella copertina della Bibbia, perché lì c'è scritto. Però in quel momento in cui noi iniziamo a credere in qualcosa in cui non è la parola del Signore, avremo dei problemi. E tante volte usiamo anche il versetto fuori del contesto. Marco 9:23. Ogni cosa è possibile a quello che crede. Ma quindi se io credessi in questo momento adesso, che magari dicessi così, adesso voglio volare, sarebbe una cosa sensata da dire. Se io saltassi lì, inizierei a volare, anche se io ho tanta fede. No. Quindi questo mi dà il diritto di dire anche che noi non possiamo credere in qualsiasi cosa. È possibile, sì. Qualsiasi cosa è possibile a quello che credi, ma noi non possiamo credere in tutto. Ed è per questo motivo che noi dobbiamo sempre avere la nostra fede basata sulla Bibbia, su quello che dice il Signore. E non su quello che magari una parola specifica che è stata rivelata a una persona, ma è stata rivelata a quella persona specifica. E qua vi racconto una testimonianza. 2 mesi fa più o meno, forse anche nei piccoli gruppi, i ragazzi hanno sentito parlare, cioè mi hanno sentito raccontare questa cosa. Sono andato con Amanda a predicare a Conegliano. Tornando a casa verso le 10:30 di notte, di sera, abbiamo visto una ragazza proprio sulla strada, lungo la strada. E lo Spirito Santo mi ha detto così, ferma la macchina e vai a parlare di me a quella ragazza. E io in quel momento ho detto a Amanda, cosa dici? Andiamo? E lei, ma veramente, stai dicendo, cioè veramente? Sì, dai, abbiamo fermato la macchina, abbiamo pregato insieme e ci siamo avvicinati a quella ragazza. Per chi non sa,
in quel posto lì dove abito a Aspresiano, queste ragazze, cioè, fanno delle cose brutte. Quindi non voglio entrare proprio nei dettagli, ma voi sapete bene cosa queste ragazze fanno. In quel momento là sono avvicinato e mi sono presentato. Scusa, mi chiamo Miguel, possiamo parlare con te? E lei, sì, logicamente, potete parlare, non è un problema. Guarda, noi siamo della Chiesa Battista Agape di Treviso e nel momento in cui stavo girando qua con la macchina, lo Spirito Santo ha toccato il mio cuore e mi ha detto di fermare subito la macchina e venire a parlare con te. E lei in quel momento ha iniziato a piangere. E io, senza sapere niente di cosa stava succedendo, lei ha iniziato a raccontare la sua storia di vita. E lei ha detto, no, perché io sono della Romania e sono venuta qua in Italia perché ho 8 figli. Però in Romania ho già accettato il Signore Gesù Cristo come il mio Signore. Però sono venuta qua perché ho veramente bisogno. Però un'ora e mezza fa più o meno, io stavo pregando al Signore e gliel'avevo chiesto appunto di una risposta, perché non è questa la vita che voglio seguire. E voglio una risposta del Signore. E avevo chiesto appunto una persona che venisse qua a parlare con me appunto di Gesù Cristo. Questa è un'esperienza che Gesù mi ha dato. Ha fortificato la mia fede. E spero che fortifichi anche la tua fede, ma è stata una parola che è stata data a me, che magari se tu adesso fermi la macchina e vai a parlare con, magari non avrai proprio risultato, perché deve venire proprio dal Signore, una parola che viene dal Signore. Questa è stata la mia esperienza, ma voi dovete cercare l'esperienza con la parola del Signore, dovete cercare l'esperienza con quello che Gesù dice a voi. E tanti di noi magari stiamo lottando delle guerre che non sono nostre, perché magari il Signore ci ha detto già di lottare, noi abbiamo mollato, dopo all'improvviso decidiamo, no, adesso voglio lottare, però dopo non serve più, perché noi non siamo guidati per i nostri sentimenti, noi siamo guidati per la nostra fede. Gesù non è mai guidato, non sarà mai toccato per quello che noi sentiamo, cioè per i nostri sentimenti, ma sarà toccato per la nostra fede, per quanto crediamo. Quindi la fede è quella che piace il Signore e soprattutto il versetto finisce così, che Lui è anche gioioso di dare quello che noi vogliamo. Cosa vuol dire? Che quando Dio ha dato la promessa al popolo di Israele, segnalava che voleva anche dare quella terra, altrimenti non l'avrebbe data la promessa. Quindi quando Gesù dice qualcosa nella nostra vita è perché vuole darci, ma non è detto che ci darà, perché ci vuole l'interazione, ci vuole la fede. La fede è data per grazia, attraverso la nostra fede, su quello che noi crediamo. E un po' più avanti noi entreremo un po' in questo argomento. Quindi dobbiamo interagire per fede. Quindi a dire il vero, Romani capitolo 5 versetto 2 dice che attraverso la nostra fede noi accediamo alla grazia del Signore. Quindi attraverso la nostra fede. E ci sono tante cose che noi possiamo accedere attraverso la grazia. Tante cose che possiamo accedere attraverso la nostra fede. Però se noi non abbiamo fede, se siamo increduli, vuol dire che noi non accediamo, che è quello che è successo a quel popolo di Israele. Ebrei capitolo 3 versetto 19 dice che loro non sono entrati nella terra promessa perché non hanno creduto. Quindi la fede è la cosa più importante, ma la fede corretta, la fede giusta, dove noi usiamo appunto la fede nella maniera giusta, nella persona giusta. Quindi, sottolineando qui, usa l'esempio dell'agricoltore, di essere radicati, edificati, saldi nella fede e soprattutto come vi è stata insegnata. Dobbiamo ricordarci sempre di quello che ci è stato insegnato, sempre. Partiamo quindi al versetto 8. Anche se io vorrei, parlare tantissimo della fede, vorrei continuare parlando di quello che dobbiamo vedere. Allora, anche questa cosa qua è molto interessante.
Il versetto 8 dice così: guardate che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potestà. Fin lì. Questa settimana, quando leggevo questo versetto qua, una cosa mi è proprio attirata tantissimo l'attenzione. L'inizio del versetto 8 dice così: guardate che nessuno faccia di voi sua preda. Quando noi andiamo nell'originale, nel greco, quello che viene proprio come definizione di preda, alcune traduzioni dicono fare come schiavo, però nell'originale porta proprio quell'idea di portare come ricompensa oppure come bottino. Quindi sappiamo che tutto quel contesto là dell'impero romano c'erano delle guerre in cui tutti i governatori, non so, quelli comandanti di guerre, portavano, quando arrivavano a un certo posto là, quando vincevano la guerra, portavano come bottino appunto tutto quello che vincevano come guerra, giusto? E portavano magari qualcuno come ostaggio. Immaginate quindi, quando l'Apostolo Paolo usa questo versetto qua e dice così: guardate che nessuno faccia di voi sua preda, cioè faccia di voi bottino. Però adesso dobbiamo applicare la logica un po' inversa. Se io sarò un bottino per il diavolo, a chi appartengo allora? Se io ho già ricevuto Gesù Cristo come il mio Signore, a chi appartengo allora? Interessante che è lo stesso versetto che l'Apostolo Paolo ha usato nel capitolo 1, il versetto 13, che dice che noi siamo stati trasportati dal regno delle tenebre al regno della luce, perché adesso noi apparteniamo a un regno, giusto? Quindi immaginate l'allegria che il diavolo c'è nel momento in cui inizia proprio a presentarti il menù, perché noi non siamo mai tentati per quello che noi non siamo già tentati nel nostro cuore. Abbiamo visto questo nella lettera di Giacomo, che il diavolo presenta proprio il menù davanti a noi e dice così: oggi abbiamo pornografia, oggi abbiamo mancanza di fede, incredulità, oggi abbiamo la birra proprio ghiacciata, oggi abbiamo la discoteca, l'anima, oggi abbiamo tante cose. E quindi noi in quel momento là vediamo tutto questo contesto qua e noi magari non pensiamo che noi apparteniamo già a un regno. E non so se voi non vi ricordate, ma c'è un versetto bellissimo che a me piace tantissimo, che è prima Pietro, capitolo 2, versetto 9. Ma voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, un popolo santo, una gente per cui Dio si è acquistato. Quindi noi siamo figli di Dio. Galati 3, capitolo 3, 26, perché voi siete figli di Dio attraverso la fede in Cristo Gesù. Giovanni 1, versetto 12 dice così: perché a noi è dato il diritto di diventare i suoi figli, perché noi abbiamo creduto nel suo nome. Noi siamo sacerdozio regale. Noi siamo del suo popolo. Noi apparteniamo al popolo di Dio. Noi non possiamo essere bottino per il diavolo. Noi dobbiamo proprio pensare che il diavolo gira al nostro intorno come un leone, appunto perché vuole divorarci. Infatti, l'Apostolo Paolo stava parlando appunto delle persone che volevano, proprio introdursi in mezzo alla Chiesa, che volevano appunto portare queste false dottrine appunto di sviare il popolo. Ma vi chiedo, queste persone che hanno appunto questo desiderio, hanno questo scopo, sono o non del diavolo? O il diavolo non li sta usando? Quindi pensiamo a questa cosa: se noi apparteniamo già a un regno, se noi apparteniamo già al Signore, non facciamoci problemi in dire di no, non facciamoci problemi nel momento in cui comportarci come servi del Signore, come se fossimo esattamente di questo regno. Ed è questo che l'Apostolo Paolo stava dicendo appunto nella lettera ai Filippesi, quando lui dice: dovete essere degni. Capitolo 1, versetto 27, ma nell'originale dice cittadinanza. Noi siamo cittadini del cielo, noi apparteniamo al Signore. Quindi forse, come vi dicevo prima, non è la stessa guerra
che i popoli hanno combattuto, ma noi stiamo combattendo un'altra guerra. Come vi dicevo prima, magari stiamo combattendo contro il nostro telefono, ripeto, contro la pornografia, stiamo combattendo contro qualche vizio, contro l'arroganza, la superbia, contro le parolacce, magari contro tante cose che magari noi non ci rendiamo conto. Magari stiamo combattendo anche quella guerra interna che tanti di noi, combattiamo qua nella mente, di pensare che noi non siamo mai capaci. E posso darti una notizia, veramente non siamo capaci. Ma se siamo giustificati nel Signore, Lui è capace e può darci veramente la vittoria attraverso di Lui, non perché noi siamo capaci, è perché Lui è capace. Quindi Paolo sempre usava questa idea del soldato, perché era molto facile la comprensione. Quindi ricordiamoci che questo periodo della storia era veramente un'allegoria facile da capire. E quindi quando noi vediamo, quando Paolo usa qua, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, io inizio a pensare, ma perché ogni tanto, o quasi sempre, la nostra generazione vuole sempre trovare la pienezza in altre cose? Magari io sto pensando che la pienezza si trova nel matrimonio, si trova nella macchina, si trova nel mio iPhone, si trova in tante cose che non avremo mai pienezza. L'Apostolo Paolo stava dicendo, voi dovete sapere che la pienezza è nel Signore. Del 2015 anche nel 2018 posso dirvi che sono stati i 2 peggiori anni della mia vita. 2015 è stato un anno in cui sono tornato a casa, vi ho già detto tante volte che giocavo a calcio in Brasile, sono rimasto senza squadra, ero a casa, la mia ex fidanzata mi ha mollato tramite il telefono, mi ha mandato dei messaggi, a mandare ridi, ma è vero. Lei mi ha scritto dicendo guarda che è finito qua. Immaginate, eravamo fidanzati e lei mi ha scritto su WhatsApp, guarda che basta. Ero a casa, però in quel momento là Dio ha lavorato nel mio cuore. Dio ha iniziato a cambiare tante cose. Nel 2018, anche un altro anno, è stato un anno veramente difficile, perché ho iniziato a frequentare un'altra ragazza e in marzo, se non mi sbaglio, questa ragazza è venuta a mancare. Quindi ho vissuto veramente degli anni in cui erano brutti, cioè erano difficili, erano bui. Ma perché sto dicendo questa cosa? Quelli 2 anni mi hanno fatto capire esattamente che io non avevo bisogno di quelle cose per essere pieno, per essere felice. Perché quando ho perso tutto, ho trovato in Gesù Cristo esattamente tutto quello di cui avevo bisogno. Ed è interessante che nel momento in cui noi pensiamo che adesso lavoro perché mi compro la macchina, adesso lavoro perché mi compro questa cosa, adesso faccio quello perché lì sarò felice, non sarà mai così. Noi saremo solo felici quando abbiamo Gesù Cristo. Ed è molto interessante che quando noi abbiamo quella cosa là, di cui abbiamo sognato tanto, arriva un certo punto che tu dici così, caspita, ma perché ho lavorato tanto così? Perché se fosse prima avrei solo, consegnato la mia vita al Signore Gesù Cristo e avrei fatto tutto per Lui. Cioè, non aveva proprio bisogno, non c'era proprio bisogno di fare tutto questo sforzo, tutta questa fatica appunto per arrivare a questo punto qua, per capire che avevo bisogno solo di Gesù Cristo nella mia vita. Quindi è come se Gesù mi avesse tolto tutto quello di cui pensavo, no? Che fosse veramente la felicità e le cose più importanti nella mia vita, affinché io potessi veramente sapere qual era la cosa più importante. E quando l'Apostolo Paolo dice così, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità, ricordiamoci del gnosticismo. Loro pensavano che dovevano fare diverse cose per arrivare e per entrare nel cospetto del Signore. Ma loro avevano Gesù Cristo là in mezzo a loro, corporalmente, il Dio, l'incarnato Dio. Quindi noi tante volte abbiamo queste guerre, abbiamo questi problemi, ma tutto quello che magari noi
stiamo fondamentando la nostra gioia, la nostra allegria sono in cose che hanno una data di scadenza. E noi dobbiamo appunto, sai, avere questa cosa in testa. Gesù è la nostra pienezza. È solo attraverso di Lui che avremo gioia. Continuiamo. Versetto 11 dice così: in Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce, e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo è: io so che in mezzo a voi non c'è solo il gnosticismo, ma c'è pure il legalismo. Quando lui tratta della circoncisione è perché in quel periodo, non so se vi ricordate, ma quando Giacomo ha scritto la lettera, era una lettera riguardo a tutti quelli che erano al di fuori di Gerusalemme, che erano già cristiani, che erano già credenti, ma che erano giudei, ma anche delle persone che avevano appunto accettato Gesù Cristo, e quindi la lettera era indirizzata a quelli là. Però cosa stava succedendo? Tante persone credevano appunto che la vera fede, la veritiera fede, era la veritiera fede che tu accettavi Gesù Cristo, ma dovevi continuare a fare le stesse cose che i giudei facevano. Quindi dovete, sai, pensare nel sabato come un giorno adesso mi è sfuggita la parola, ma come se fosse un giorno a parte, cioè dovete appunto riposare nel giorno di sabato, non dovete mangiare carne che sono ad esempio carne di maiale, non dovete fare determinate cose. E le tre cose di cui tutti i giudei e tutti sapevano che uno era giudei erano tre cose fondamentali: la circoncisione. Voi sapete cos'era la circoncisione? Ok. La seconda cosa era il sabato, che tutti quanti dovevano riposare nel sabato. E la terza cosa, appunto, era per quanto riguarda il fatto di mangiare. L'Apostolo Paolo stava dicendo: ma perché voi state proprio guardando queste cose? Se voi state già magari vivendo la salvezza attraverso Cristo Gesù, non sono queste cose che vi porteranno alla salvezza. Perché se voi siete già stati salvati attraverso il sangue di Gesù Cristo, il suo sacrificio sulla croce pubblicamente, non dovete guardare queste cose, perché questo è un legalismo. E l'Apostolo Paolo ha detto che è stata dimostrata attraverso il battesimo. Quindi il battesimo è venuto appunto per confermare la circoncisione. E lui usa esattamente questa espressione qua. Voi che eravate morti, versetto 12, essendo stati con lui sepolti nel battesimo. Quindi pensate, sepolti. Immaginate chi si è battezzato qua 2 settimane fa. Voi siete stati sepolti quando vi mettono dentro l'acqua e risuscitati con Lui. Quindi il battesimo, che è l'altra cosa che noi andiamo a vedere adesso, primo punto, è un'ordinanza del nostro Signore Gesù Cristo. Apriamo la Bibbia in Matteo 28, versetto 19. E questo è l'altro argomento che vorrei soffermarmi un attimo, ma vi giuro che sarà velocissimo. Che dice così: andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandati. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Quindi Gesù ha detto che noi dobbiamo battezzare le persone. E questa è un'ordinanza del Signore. Ma poi, qual è appunto il significato del battesimo? Il battesimo dell'originale vuol dire emergere, cioè mettere in fondo di qualcosa. Quindi il battesimo è appunto la nostra morte per questa vita e la nostra rinascita per la vita con Cristo. Quindi è la porta, diciamo, iniziale dove tutti noi che siamo cristiani dobbiamo passare attraverso il battesimo, che saremo riconosciuti come, cioè, la famiglia di Dio, i servi della famiglia di Dio, ed è una cosa molto importante, appunto perché è un'ordinanza del nostro Signore, perché Gesù ci ha chiesto di fare: andate, fate i miei discepoli, battezzandoli. Quindi è un'ordinanza del nostro Signore, di maniera molto diretta. Il secondo punto è un sigillo della nostra fede. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che è una dimostrazione della nostra fede. Cioè, io ho ricevuto il Signore Gesù come il mio Signore Salvatore, adesso voglio dimostrare questa fede, cioè chi io ho in Lui, attraverso il battesimo. Quindi ricordiamoci, il battesimo sta per la circoncisione del Vecchio Testamento. Quindi nel momento in cui io mi battezzo, vuol dire che io sto dimostrando a tutti quanti che io sono adesso, che io faccio parte della famiglia di Gesù Cristo, della famiglia del Signore. Quindi, perché il battesimo quindi è importante? Perché io sto dimostrando a tutti quanti che adesso Gesù Cristo mi ha salvato. Quindi è per questo motivo che l'Apostolo Paolo stava dicendo: non so perché volete adesso fare la circoncisione, perché se attraverso il vostro battesimo avete già consegnato la vostra vita, avete dimostrato che siete figli di Dio, siete veramente, fate parte della famiglia di Dio, non so perché volete ancora fare delle circoncisioni. Apriamo le nostre Bibbie in 1 Pietro 3, versetto 21. Dice così: questa acqua era figura del battesimo, che non è eliminazione di sporcizia del corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio. Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo. L'Apostolo Pietro qua stava parlando dell'arca di Noè. Lui stava dicendo che in quel momento là, e voi sapete più o meno che cos'è la tipologia? Tipologia, quando noi guardiamo il Vecchio Testamento, è tutte le cose che indicano il nostro Signore Gesù. Quindi l'arca di Noè era una tipologia di Cristo, dove tutti quanti erano dentro l'arca e lì sono stati salvati. E quello che l'Apostolo Pietro stava dicendo è che l'acqua fuori aveva la stessa identica, cioè lo stesso identico significato dell'acqua del battesimo, che ci purifica. Nel momento in cui noi stiamo dimostrando attraverso il battesimo che noi stiamo morendo per la nostra vita, cioè siamo stati sepolti con Lui, l'acqua ci purifica e dimostra. Ma l'acqua ha il potere? No, chi ha il potere è il Signore Gesù, l'acqua non ha il potere e il battesimo non salva, lo vediamo un po' più avanti, ma è attraverso il battesimo che noi dimostriamo la nostra fede. Quindi l'Apostolo Pietro stava dicendo, è importante che il battesimo proprio capita, appunto per dimostrare che siete stati salvati, perché ha lo stesso potere di purificarci. Quindi dobbiamo capire questa cosa. Ma il battesimo quindi salva? No. Perché? Vi ricordate del ladro nella croce? Lui è stato battezzato? No. E cosa Gesù ha detto? Ancora oggi sarai con me nel paradiso. Quindi il battesimo non salva. Ma io sono sicuro che se quel ladro fosse stato magari, non so, per un periodo ancora con Gesù Cristo, se loro due non fossero proprio crocifissi e lui avesse avuto l'opportunità di camminare con Gesù, lui sarebbe stato battezzato. Quella è un'eccezione. Il battesimo quindi è la porta d'entrata, diciamo così, d'ingresso alla vita cristiana. E ci sono delle condizioni per battezzarsi? Sì, dobbiamo credere. E questo ci porta ad avere 3 differenze, io direi magari, non so, non direi significato, ma proprio caratteristica della nostra fede. La prima, l'identificazione, cioè non basta credere soltanto in Gesù.
La lettera di Giacomo abbiamo visto delle persone che credevano in Gesù e sono stati picchiati per i demoni. E loro hanno detto, sì, ma anche noi sappiamo chi è Gesù, anche noi crediamo che c'è un Gesù. E noi crediamo in Gesù? Sì, crediamo in Gesù, ma c'è una differenza. E qual è la differenza? L'appropriazione, cioè l'afferrare di questa fede. Guarda che cosa interessante, l'Apostolo Paolo scrisse a Timoteo, il suo figlio, nella fede, nel capitolo 6, versetto 12, dice così: combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna a quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Lui sta dicendo, hai fatto una confessione, adesso afferra questa vita eterna. Quindi nel momento in cui io credo in Gesù Cristo, io ho tanta voglia di essere battezzato perché io so che questo Gesù Cristo mi ha salvato, perché io sto afferrando questa vita eterna. Quindi non sono solo identificato con questa fede, non credo soltanto, ma voglio prendere in possesso. La terza cosa è la confessione, come abbiamo visto. Romani capitolo 10, versetto 9 dice che se noi confessiamo con la nostra bocca e crediamo che Gesù Cristo è il nostro Signore, saremo salvati. Quindi ci sono questi tre passaggi: identificazione con Lui, il credere, afferrare cioè la nostra vita eterna, e il terzo punto, la confessione. Quindi dobbiamo appunto credere in questo battesimo, credere che adesso la vita eterna è una vita vera, che il nostro Gesù ha fatto quello per noi. E il battesimo è solo una conseguenza, ma è una ordinanza del nostro Signore. E perché vi sto dicendo questa cosa? Perché se noi non crediamo nel battesimo, ma non crediamo nel nostro Signore Gesù, andare al Piave sarà solo un bagno, ghiacciato però, no? Sarà solo un rituale. Era quello che l'Apostolo Paolo stava dicendo, la circoncisione per voi sarà solo un rituale, perché di fatto quello che è la parola veritiera è essere salvato per Gesù Cristo. La circoncisione sarà solo un rituale nella vostra vita. Siete già stati colpiti per la presenza del Signore Gesù Cristo. E finisco qua col versetto 15. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Interessante che prima l'Apostolo Paolo stava dicendo, dovete vegliare di non diventare delle prede, cioè di diventare dei bottini. Adesso l'Apostolo Paolo sta dicendo, quello che Gesù ha fatto è proprio spogliarsi le potestà, i principati, facendo un pubblico spettacolo. Chi ha dimostrato sulla croce quindi che noi siamo il suo popolo è stato Gesù Cristo. Invito il ministero di lode, perché sto finendo qua, e ha detto esattamente con queste parole: Gesù ha trionfato sulle potestà e sul nostro nemico. Lui ha vinto. E ha vinto per i nostri peccati. L'identificazione, che stavo dicendo, la fede, è capire che quello che Gesù ha fatto per la nostra vita, dovevamo essere noi lì, crocifissi su quella croce. Il termine, teologicamente parlando, è morte vicaria, cioè morte al posto nostro. Dovevamo essere noi là, crocifissi. Ed è interessante che la lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo dice e conclude il suo argomento in Romani capitolo 3 versetto 23 dicendo così: tutti sono peccatori. Quindi io non so se tu magari pensi che per il fatto che sei una buona persona, che magari che non hai bisogno proprio di Gesù Cristo nella tua vita perché non fai proprio male a nessuno, tu non uccidi neanche magari, non so, una formica, non so. Ma non è questo il punto.
Il punto è che tutti noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo, perché tutti noi siamo dei peccatori. E Gesù Cristo ha fatto esattamente sulla croce quello che il nemico vuole fare con noi tutti i giorni: spogliarci, invergognarci. Quindi attraverso questa parola vorrei chiedere di alzarvi in piedi, che vorrei pregare con voi. Potete chiudere i vostri occhi e preghiamo in questo momento. E se questo sermone, se questa predica vi è stata utile, ha colpito proprio il vostro cuore, che tu in questo momento possa pregare e chiedere al nostro Signore, appunto, che Lui possa veramente, attraverso lo Spirito Santo, dimostrare tutto quello che Lui è per te, di rivelarsi esattamente nella maniera in come Lui è. Sappiamo che attraverso la Sua parola, ma puoi chiedere in questo momento che Lui possa venire al tuo incontro. E se tu non hai ancora fatto magari quella preghiera di consegnare la tua vita al Signore Gesù Cristo, tu puoi tranquillamente farla in cuore tuo, dicendo: Gesù, io capisco che sono un peccatore, capisco che io sono una persona che sbaglia tanto. O magari tu sei già un cristiano, tu sei già una persona che hai consegnato la tua vita al Signore Gesù, ma non hai capito ancora che hai bisogno dello Spirito Santo, hai bisogno di Lui per vincere tutte queste guerre che tu stai proprio combattendo e affrontando nella tua vita. Quindi, Signore Gesù, noi ti ringraziamo, Signore, per questa sera, per questo momento che stiamo vivendo qua con te, che il Signore possa veramente parlare ai nostri cuori. Dichiariamo, Signore, che siamo peccatori, dichiariamo, Signore, che noi siamo delle persone che hanno proprio bisogno della tua misericordia e della tua grazia, e che noi abbiamo bisogno, Signore, della tua presenza nella nostra vita. Dacci, Signore, profondità, dacci, Signore, del tuo amore, affinché possiamo veramente crescere, essere radicati, edificati in te, e che noi, Signore, possiamo veramente dichiarare che abbiamo bisogno di te perché siamo dei peccatori. Tutte le trasformazioni, tutti i cambiamenti che il Signore ha fatto nel mondo è stato in funzione, Signore, del momento in cui il popolo ha dichiarato che era peccatore, nel momento in cui il popolo ha dichiarato esattamente che aveva bisogno di te. Quindi noi siamo qua, Signore, dichiarando che noi siamo dei peccatori, che abbiamo bisogno di te, che abbiamo peccato e che abbiamo bisogno, Signore, della tua grazia e della tua misericordia. Insieme ai miei fratelli qua vorrei non solo pregare, ma ringraziarti, Signore, per quello spettacolo che il Signore ha fatto sulla croce, consegnando la tua vita per me, perché so esattamente che dovrei essere io lì, in quel posto. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Ancora con i tuoi occhi chiusi, che possiamo cantare, che possiamo glorificare il nostro Signore.
come stai per adorare. Vieni così come stai davanti al Padre. Vieni. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, questo è il tempo per adorare. Vieni, al tuo cuore consegna. Vieni, così come stai per adorare. Vieni, così come stai davanti al Padre. Vieni. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Ogni lingua confesserà il Signore, le ginocchia si piegherà, ma colui che in Dio crederà il tesoro più grande avrà. Vieni, vieni, Ok, adesso è il nostro momento di avvisi. Allora, piccoli gruppi, divisi in due gruppi, grandi gruppi, le ragazze giovani e le ragazze adolescenti insieme con Lisiani e i ragazzi giovani e gli adolescenti giovani insieme con Samuel. Ok, prossimo avviso è il nostro anniversario, il compleanno di Agamove. Sarà sabato prossimo, il bar sarà aperto e se riuscite a portarvi contanti meglio, che stiamo ancora vedendo la possibilità di avere il POS, però se riuscite ad avere contanti sempre meglio. E basta, teoricamente sì, del compleanno. Poi l'11 ottobre ci sarà il Rallegrati a Sedico, non so se è Rallegrati grande o Rallegrati giovani. Comunque a Sedico ci sarà il Rallegrati, quindi parlate con i vostri genitori, organizzatevi e ci vediamo là. Ultimo avviso, sono ripartiti i corsi di teologia e i corsi dottrinari e per qualsiasi informazione parlare con Pastor Caio. Ok, e basta, cantiamo l'ultima canzone e poi possiamo andare ai nostri piccoli gruppi. Vengo a te, Signore, mentre ancora in silenzio sei. Io ti cerco e adesso aspetto te, rivelati a me, Signore, voglio te. Signor, ti voglio sentire te, io voglio più di te. Voglio toccarti, vedere il viso tuo, Signore, voglio te. Sto seguendo, sto
cercando te. La corona conquista. Sto lottando